Signore e signori, amici di Talk Corrad, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Oggi abbiamo un ospite speciale, anche perché lui è stato il primo ospite di mentisommerse.it. Do il mio benvenuto a Tommaso Primo. Buonasera Tommaso. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi ospitato. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Allora Tommaso, ogni storia è giusto che venga raccontata dall'inizio. Qual è il primo ricordo di Tommaso Primo di un concerto, comunque legato alla musica? Un concerto legato alla musica. Penso che la musica mi abbia donato delle cose bellissime che nella vita mai avrei pensato, come dire, di ricevere. Te ne dico due. Il primo risale a quando avevo 17-16 anni ed era in un piccolo bar vicino scuola, dove praticamente ho fatto il primo live della mia vita insieme al mio piccolo gruppetto. E poi l'ultimo al Trianon è stato molto bello. Io ho avuto la fortuna di, lo ribadisco anche con forza ultimamente, di avere un percorso operaio, cioè sono una di quelle persone che veramente ha iniziato a suonare nei bar, ho avuto la fortuna di suonare nel palazzetto, di riempire il teatro, di fare delle cose belle in posti importanti. È un messaggio importante da lanciare ai giovani, quello di credere in se stessi e di cominciare, come dire, dal basso, dal piccolo, perché la scalata è un qualcosa di molto importante per l'umanità. Ricordi cosa cantasti quella sera con il tuo gruppetto al liceo? Cantai una canzone mia, una delle prime canzoni che poi ho cancellato del tutto, quindi nessuno se la ricorda più, e penso di aver fatto un pezzo di Pino, probabilmente. La sacra arte della canzone napoletana è anche un po' un ritorno alle origini. Sì. Se dovessi raccontarla a un ragazzo di 20 anni di oggi, magari partendo anche proprio dai pezzi che tu hai scelto per questo viaggio, quali sceglieresti e perché? Guarda, è veramente difficile, ti spiego perché Napoli è una città che canta dall'VIII secolo a.C., cioè arrivano qui i Cumani, che sono poi degli attraversatori dei mari, no? Perché sono dei greci che si erano stanziati un po' più là, e arrivano e decidono di chiamarla Partenope, e nell'immaginario collettivo mitologico Partenope è una sirena che ha una storia un po' particolare. Lei muore per delusione, nel primo caso perché non era riuscita ad ammaliare Ulisse, nel secondo perché non era riuscita a sconfiggere Orfeo in una gara di canto, che è una cosa, se ci fai caso, prettamente legata alla musicalità dell'entroterra. Noi siamo stati i primi a gareggiare con la musica, no? Con le tammurriate, poi dopo c'è stato il rap dei Bronx, e quindi Napoli, se ci fai caso, dalla Villanella, quindi dal 1400 ad oggi, più di 1 milione di brani, quindi un patrimonio immateriale di più di 1 milione di canzoni. Ma la nascita del canto in questa città risale quasi 3 millenni di anni fa, quindi a me piace tantissima roba di questo enorme patrimonio immateriale. Non ti saprei mettere da parte soltanto 3 brani, perché sarebbe secondo me un po' una mancanza di rispetto al canto della sirena e a tutti i figli di Partenope che cantano, che si ispirano guardando il mare, guardando la montagna, vivendo tante cose. Ti sfoggieva per chiacchiere la mentalità, ferma si tu becce la vita, rimbusserata l'anima, non posso cercare. E della sacra arte della canzone napoletana troviamo già un germe anche in Favola Nera, ritroviamo la Tammurriata, l'incontro con Beppe Barra, e in questo disco la figura femminile viene narrata con una sensibilità che forse a Napoli mancava dai tempi di Nunto Scurdate di Alma Megretta, che un maschio raccontasse la condizione femminile in maniera così profonda. Nel corso della realizzazione ti sei confrontato anche con delle realtà, Certo. di donne emarginate, di quelle che o sono sante o, se la sorte gli gira male, sono puttane. Sì.
Ci sono dei momenti che vuoi raccontarci, che ti hanno colpito particolarmente nel processo creativo di questo disco? Una di quelle ragazze una volta mi ha dato una definizione stupenda che ancora oggi mi fa venire un po' freddo addosso e che mi aiuta nei momenti bui, perché io scrivo su ogni dedica alle persone che vogliono sostenermi, no? Comprando il disco, dico la luce a volte è nel buio, e c'è un motivo, perché Fortuna, così è il nome di questa ragazza, ma è il nome di tutte le ragazze che purtroppo sono costrette in uno stato di schiavitù. Mi disse una volta Tommaso the Sun, Tommaso il sole, e quindi questa cosa me la porto sempre dentro, è molto molto commovente. Poi sai, quando si scende nelle viscere della sirena, si incontra sempre un qualcosa di prettamente metafisico, di prettamente viscerale, ecco, di impatto emotivo molto molto grande, che a volte non riesce a, come dire, a trovare una spiegazione logica nei moderni canoni di analisi, no? Certo. Della situazione sessuale, del lavoro del sesso, della figura della donna, e quando si scende lì giù, Napoli è sempre una città imprevedibile, è sempre un qualcosa che sfugge alla matematica, e quindi io nei vicoli ho trovato delle storie di poesia incredibili che, come dirti, non so, ho trovato veramente la luce nel buio. Bellissimo. E c'è un'immagine molto forte nel disco, che è quella della Madonna nera che sta rindando Vascia via Atleto. Sì. Com'è nata questa immagine? Ce l'ho anche tatuata qui sul braccio, però come nasce? Allora, tornando anche alla prima domanda che mi avevi fatto sulla sacra arte della canzone napoletana, via Toledo ha un significato molto particolare, perché era la strada dove all'epoca si esercitava la prostituzione, e anche risalente, la puoi trovare anche in alcune canzoni, no? In Palummel, Zombe e Vola, per esempio, c'è una frase dove si parla di questo fidanzato che costringe la fidanzata a prostituirsi a via Toledo, e se ci fai caso anche in Reginella, che sembra una canzone d'amore ma è un enorme doppio senso. Ecco, via Toledo era la strada della prostituzione, e la Madonna Nera era una di quelle ragazze che ho incontrato assolutamente nei miei viaggi a Via Argine, nell'umanità abbandonata, dove non ci sono solo le donne, ci sono degli esseri umani che vivono una situazione di abbandono. E la Madonna Nera, sai che c'è la Madonna di Mare Chiaro, no? Sì. Che una Madonna a cui mamma è devota. Ti racconto una cosa molto molto personale. Mamma ha avuto un incidente nel 1981, un incidente a mare, perché fu travolta da un motoscafo in corsa ed è sopravvissuta, e lei è devota a questa Madonna di Mare Chiaro da anni, fa tanto, ammiro la sua devozione. Io sono credente, però non sono sempre una persona che sposa la mentalità clericale, però ammiro molto quando c'è un aiuto concreto al prossimo. Mia mamma lo fa davvero, e la Madonna di Mare Chiaro, soprattutto nelle prime raffigurazioni, aveva questo velo azzurro, compare in acqua, era un po' più scura rispetto adesso al restauro attuale, e io ho scoperto che c'è una divinità al quale sono un po' devoto, che si chiama Yemanja, ed è una divinità della santeria, quindi della religione africana, sudamericana, che è molto simile alla Madonna di Mare Chiaro, e quindi la Madonna Nera è un omaggio a questa figura femminile che è mamma, che è moglie, che è sorella, che è puttana, quante cose vogliamo, con quanti, capito, epiteti vogliamo etichettare la donna, e invece la donna è donna, è un qualcosa di prettamente superiore, mi dispiace, però a noi, non so come, c'ha un qualcosa di poetico che non ho mai trovato in nessun uomo. E sono pienamente d'accordo con te. I faccio amore con capa guaglione e spendellina può far compare. Sto sotto repata e chiste è un destino, ma c'è chi parla picciola sa fa tra buona mia. Faccio dare un brigadino
E poi il senso di questa canzone mi ha chiuso negli ultimi 4 versi, perché dice così: per me essenziale e quando me la si calma ma fa scordare tutto il male che mi facete fare. E ci può essere secondo te un fil rouge che parte da Laura, per cui Cavalleggeri d'Aosta sembra quasi New York, e arriva fino a Viola? Guarda, io sono orfano di papà da quando ho 8 anni e sono cresciuto con 2 donne, con mamma e con la nonna che mi hanno difeso dalla vita cruda che a volte no, in cui ci si può imbattere a volte ovunque, ma soprattutto in questa città. Sì. Lo dico prendendomi tutte le critiche del caso. Sì, le donne mi hanno sempre ispirato, mi hanno fatto scrivere canzoni. Ho sempre trovato una poesia molto forte nelle donne, a volte l'ho rincorsa per cacciarla io a volte ho inseguito delle persone proprio per scrivere delle canzoni. C'era un vecchio poeta che diceva che dalle delusioni, per esempio in amore, gli unici che riescono a trovare una forma di senso sono i cantautori che poi ci scrivono i brani, ed è vero. Per esempio mi è capitato che nelle mie delusioni personali d'amore, ma non solo dell'amore, perché per esempio Viola e Laura non sono donne per cui ho provato quel tipo di amore lì, ma ho provato un altro tipo di amore, un amore prettamente creativo, un'ammirazione incredibile per il loro modo di essere donna, che è un qualcosa di fortemente poetico. Stupendo. Grazie. Qualche giorno fa, vedendo le immagini di Crotone, mi è tornato in mente il testo di un'altra canzone contenuta in Fate, Sirene e Samurai, che è Prayer for Kumbaya. Pensando al testo di quella canzone, quali sono le riflessioni che oggi ti evocano? In quel disco c'erano 2 brani dedicati al fenomeno dell'immigrazione. In realtà l'ho fatto anche in avanti con Cassiopea e con Magellano Astroboto, anche se erano più velate, però in realtà si parlava di quello. E sai, è stata un'immagine molto... Non l'ho condivisa sui social, ma mi piaceva molto quell'immagine di Mattarella solo lì, mi ha molto colpito davanti a tutte quelle bare di persone, mentre tutte le figure politiche del nostro governo se ne sono quasi infischiate. C'era quel video che girava che durante quelle ore Salvini e la Meloni facevano il karaoke, e credo sia una delle cose più assurde, più becere, più barbare che la politica abbia mostrato negli ultimi anni. E questo purtroppo è e voglio dirti anche una cosa molto forte: credo che il motivo per cui loro abbiano agito in questo modo è perché parlano a un determinato elettorato, un elettorato che vuole vedere quelle cose lì, che vuole sentire quelle cose lì, e che purtroppo, per esempio, non ha nulla a che vedere con il lavoro che tu fai, no? Di rivalutare un determinato modo di pensare. Niente, è una politica che parla alla pancia, Vero. che agisce alla pancia e soprattutto che ha perso completamente il senso dell'umanità. E io non li ho mai votati e non li voterò mai, perché sono molto molto distante dal loro modo di pensare. Non lo trovo né cristiano né innovativo politicamente, non lo trovo umano, non lo trovo nulla. Forse questo è proprio il momento in cui bisogna restare umani. Sì, Vittorio Arrigoni diceva questa frase che era rivoluzionaria: restare umani. Credo che sia il più grande spot, ti dico questa cosa che sembra un po' capitalistica, però è il più grande slogan per le nuove generazioni.
davanti a noi abbiamo il Vesuvio, il mare, Napoli in tutto il suo splendore. E Napoli è parte attiva delle tue canzoni, non è soltanto uno sfondo. Penso a Partenope, ma anche a tutte le canzoni di Posillipo Inferno 3. Qual è il tuo rapporto con Napoli oggi e cosa rappresenta per te questa città? È una città che mi ha dato l'onore di osservarla da determinati punti di vista e io cerco sempre di andarmeli a cercare questi punti di vista, così come inseguo le persone per scrivere le canzoni. Non è che io sia uno stalker nella vita, però credo sia il lavoro dell'artista. Certo. E così cerco sempre di guardare Napoli da più punti, addirittura da lontanissimo, perché Favola Nera nasce a Londra, cioè, o meglio, una parte di quel disco è scritto a Londra, sulla chitarra di Bob Geldof, quindi la guardavo veramente da molto lontano, dal grigio di Londra. Guarda, è una città che è una sirena meravigliosa, che ha un fascino incredibile, quando la guardi ti mozza il fiato. Non riesco tanto a sopportare la mancanza di rispetto che noi cittadini abbiamo nei suoi confronti. A volte ci sporchiamo la bocca col nome di Napoli, ma facciamo molto poco per Napoli, facciamo veramente molto poco. Conosco tanto riguardo la sua storia, è stata una città che ha ospitato numerosi popoli, gli aragonesi, i normanni, gli svevi, gli arabi, i romani, i greci, i francesi, e ognuno di loro ha dato qualcosa a questa città che ha un patrimonio inestimabile di invenzioni, di filosofi, di drammaturghi, di poeti, di bellezze estetiche e architettoniche. Napoli è Napoli, è una città che parla da sola, è protagonista, non puoi assolutamente ometterla dal racconto. È presente ed è un microcosmo, è un pianeta che è situato qui sulla Terra al 41esimo parallelo. Mi piace molto. Vero. Piccola domanda fuori scaletta per concludere questa chiacchierata. Abbiamo parlato in apertura del grandissimo Pino Daniele. C'è un ricordo particolare da fan legato a Pino? Sì, una volta una volta mi ruppi una caviglia per rincorrerlo, avevo 16 anni, mentre lui aveva finito il Festival Bar, e una seconda volta quando praticamente mi infiltrai nel parcheggio di questa libreria dove lui praticamente faceva una presentazione e misi la mano vicino al vetro con Pino che mi toccava le mani dall'altra parte del vetro. È stato un ricordo molto bello da ammiratore di Pino, che è, come dire, uno di quei talenti che hanno permesso che un determinato patrimonio, vedi, Leonardo diceva la musica è l'architettura dell'invisibile, ed è vero. Io ho la teoria che ogni luogo di Napoli abbia una sorta di messaggio racchiuso nelle molecole che vuole comunicare attraverso le canzoni, e quindi Pino è stato un attrattore di molecole incredibili. Però ci sono tanti artisti che hanno scritto delle cose meravigliose in questa città, alcuni un po' dimenticati, altri nascosti. È sempre bello andare a scoprire. A me piace molto questa cosa, vedi, questa è una caratteristica del nostro popolo che mi piace, che ascoltiamo tantissima musica fatta qui nel nostro microcosmo, ed è una cosa bella, è una cosa importante secondo me. Sono d'accordo. Siamo connessi a un determinato, come dire, modo di fare energia, di percepire l'energia, che è tutto napoletano. Benissimo. Tommaso, ti ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere fare questa chiacchierata. Grazie mille. E ti sento quando scisca e corso senza guardare, e te vedo tutte le volte caderella per fatica, ma proprio lì più è lontana, sarà tutta la vita così, e da stima non muore, e quando io
scure parlare e tu riesci a passare per te ogni cosa può parlare